Ben ritrovati cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornato Sergio Taurino, Presidente ADOC Veneto, Associazione di Consumatori, grazie di essere qui con noi Presidente. Perché facciamo un po' il punto dopo un po' di tempo delle diverse problematiche che insorgono in capo a tanti cittadini, i consumatori siamo tutti, quindi in capo a tutti quanti noi, per diverse questioni che sono tuttora aperte, sono irrisolte e causano confusione, ansia e patemi vari. Purtroppo, vero Presidente, patemi. Allora, da che cosa incominciamo? C'è l'imbarazzo della scelta. Prima cosa io direi di analizzare i tassi di interesse che altalenanti non sono perché stanno andando sempre più verso l'alto. Questo provoca delle ripercussioni per molte famiglie che hanno il mutuo aperto in modo particolare a tasso variabile e che magari dicono ma posso andare a ricontrattarlo, rimodificare, portarlo a un tasso fisso e poi per coloro che invece hanno avuto un tasso fisso cosa sta succedendo? Capitolo quindi tassi di interesse mutui. Allora, buongiorno a tutti intanto. Allora, entriamo subito nel vivo della questione. I tassi di interesse quando si parla specialmente di mutui bancari. Ecco, varie norme si sono adeguate in questi anni, dal Covid in poi, però rimane pur sempre il fatto che alla fine i tassi di interesse variano col variare del costo del denaro e per cui se varia il costo del denaro quindi variano anche i tassi di interesse. Parlo dei tassi variabili. Chi ha fatto un mutuo che ha col tasso fisso per adesso, e dico per adesso perché chiaramente il tasso fisso garantisce una continuità di pagamenti che siano fluidi ma che siano sempre uguali, mentre invece il tasso variabile, che chiaramente risente sia dello spread sia anche del costo del denaro, in questi ultimi periodi hanno visto un accrescimento perché chiaramente per bloccare anche il processo inflattivo, quello di cui noi parleremo spero anche dopo, certo. Le banche centrali hanno dovuto alzare chiaramente i tassi, il costo del denaro. Quindi tasso variabile, ci sono queste fluttuazioni adesso sono angoscianti, abbastanza angoscianti. Ecco, qual è la cosa che sta veramente colpendo i nostri cittadini? Ve li chiamo ormai cittadini quando vengo qui in televisione perché consumatori mi blocco. Cittadini e l'incertezza del futuro e quello che succederà, ma magari prima si parlava di anni, no? Cosa mi succederà fra 5 anni se faccio il tasso variabile? Ma potrebbe succedere che si alza un pochettino il prezzo o si abbassa, eccetera. Qua parliamo di mese in mese perché vediamo che le banche centrali aggiornano i costi del denaro li aggiornano chiaramente nei tempi prestabiliti, ma il futuro diventa incerto per il cittadino consumatore. Perché? Perché facciamo un esempio: se io pago 500 euro di mutuo al mese, faccio idea, però poi dopo non mi trovo l'inflazione al 13%, poi dopo vedremo che non è 13%, ma magari sugli alimentari sarà qualcosa di molto in più. Se mi trovo l'aumento repentino dell'energia, gas e luce, cioè il mio budget familiare, o il budget, anche se sono singolo, il mio budget, non mi permette più di avere delle certezze. Cioè, a chi do la priorità? Al mutuo per non perdere la casa, alla bolletta del gas perché se no mi tagliano il gas, alla luce perché se no... Allora, quando si uniscono 3-4 fattori, queste contingenze poi dopo, bene o male, provocano il panico. È quello che sta succedendo anche nelle nostre associazioni. Esatto, voi riscontrate questo? Noi riscontriamo questo, cioè le persone magari ti fanno la telefonata, però dico posso venire, perché nasce dalla bolletta del gas e poi arrivano, e lo dico, guarda Elena, lo posso testimoniare personalmente allo sportello, e tirano fuori gli altri problemi che sono sottesi a quella bolletta. Poi mi dice ma c'ho il mutuo
a tasso variabile, poi esce fuori che ha fatto un finanziamento per non so che cosa, per un bene comune, e poi dopo anche il fatto che chiedono: ma devo cambiare gestore? Ma dove si può risparmiare? Cioè la gente sta cominciando a pensare: faccio la spesa al supermercato, oppure la faccio in piazza, oppure vado in un discount. Cioè la gente ha capito che adesso per aggiustare il budget familiare non serve più andare a vedere i prezzi, ma bisogna capire come impostare anche tutte quelle che sono le loro problematiche. Quindi in una famiglia non ci sono solo le problematiche chiaramente del mutuo o solamente la bolletta del gas, ma dietro c'è tutta una serie di cose che hanno concorso a questo tipo di panico. Io lo chiamo panico perché alcuni arrivano proprio con gli occhi sbarrati. Si può chiamare stile di vita, quindi stile di vita familiare, di un certo tipo familiare, certe abitudini, come abbiamo ripetuto tante volte, abituarsi a risparmiare su tante cose che si danno per scontate, che però la somma ti fa quella cifra che costituisce la differenza, magari ti consente di pagare con maggior tranquillità una bolletta o magari un extra imprevisto. Questo è il discorso, mentre prima si spendeva così, un po' di gettito e di impulso. Allora, prima si lavorava per settori, gli alimentari, la bolletta dell'energia, luce, acqua, gas, poi si parlava di eventualmente le spese generali della casa, poi si parlava del mutuo, c'erano tanti contenitori. Questi contenitori ormai sono incontrollabili perché di mese in mese, di trimestre in trimestre tu vai a vedere. Io dopodomani, penso che sia dopodomani, ho la commissione prezzi, sicuramente troveremo la sorpresa. Ecco, ma voi come associazione di consumatori non potete in qualche modo, sollevando questo problema e riscontrando la sorpresa, poi parleremo anche di prezzi del consumo perché quelli sono un'altra cosa, intervenire, agire, fare pressing proprio a favore delle famiglie, perché poi le varie buste paga non è che si sono rimpinguate in proporzione. Bene. Anche la benzina, cioè il gasolio stesso, per carità, insomma. Noi a livello provinciale o regionale abbiamo, come dire, facciamo un audit regolarmente con la regione, con la provincia, eccetera. E col comune di Padova, io ci vado, sono in commissione dei prezzi, eccetera. E quindi non sto solamente là a guardare quanto è aumentate le zucchine, le banane, eccetera. Do anche dei segnali e dico: guardate che queste cose qua anche il comune eccetera potrebbe, su alcune cose si può intervenire, perché se vado in commissione prezzi io parlo dagli alimentari, tabacchi eccetera eccetera, vado a finire al prezzo del gasolio, del gas, della luce eccetera. Che c'è in commissione prezzi? In commissione prezzi ci sono chiaramente c'è due rappresentanti del comune, poi c'è un rappresentante di Confindustria, un rappresentante delle strutture commerciali. Nella Camera di Commercio ci sono industria, artigianato, agricoltura, quindi c'è rappresentati praticamente commercio, industria, artigianato, e poi c'è anche una rappresentanza sindacale che è quella CGIL, CGIL, UIL e le associazioni dei consumatori. Per cui ci sono le parti sociali e ci sono tutte e ognuna dà la sua, visione. La sua opinione, non solo, dà le sue indicazioni. Noi a livello nazionale già adesso siamo partiti col nuovo governo, è stato creato, adesso proprio ieri mi è arrivato il comunicato, è stato creato finalmente nel Ministero Mimi, non è Mise più, sì, Ministero Mimi, è stato creato un comitato composto anche da tre presidenti nazionali delle associazioni dei consumatori che andranno non solo a sentire le relazioni, ma anche a dare delle prospettive su quelle che possono essere le strategie del governo che bisogna che il governo metta in atto, perché quando noi in tempi remoti, e io sono stato uno di quelli che dice guardate che bisogna cercare di intervenire per esempio sulla bolletta dell'energia, sulle spese incomprimibili, cioè le accise, l'IVA eccetera, l'abbiamo detto 3 anni prima. Poi dopo, quando è successo il fattaccio che tutto ha congiurato contro il gas a basso prezzo, il metano a gas,
bastonata a sangue. Allora bisogna essere anche preventivi anche. Noi ho sempre detto che le associazioni dei consumatori poi diranno ma tu ti illudi di essere chissà chi dentro la società. No, noi siamo il nervo scoperto di quelle che sono le difficoltà della gente. Guardate, credeteci. Abbiamo finito il mese scorso con Camera di Commercio, abbiamo fatto anche l'intervista il mese scorso col Presidente Santocono. Le difficoltà, no, che incontriamo sono proprio quelle che la gente ci racconta ogni giorno, con i suoi guai, ma neanche guai, perché sono cose che capitano, magari da noi ne vengono 10, ma dietro ce ne sono 1000, 2000, 10.000 che hanno avuto lo stesso trattamento. E quando parliamo di energia, parliamo di telefonia, parliamo di alimentari, parliamo anche di credito al consumo, perché ne facciamo largo uso, no? Certo. Io ricordo quando ero piccolo non esistevano gli usuragli che ti prestavano i soldi se volevi comprarti la bicicletta, se no la bicicletta non te la compravi. C'è quindi ancora una tendenza molto forte da parte delle persone di fare acquisti a rate. Acquisti a rate anche e quindi confidando nel fatto che tanto è una rata piccola, tanto si tratta di un anno, qualche mese eccetera, però poi la somma delle uscite fisse diventa importante. È la palissiana la cosa, è una questione proprio di algebra. Come anche i tanti abbonamenti, no? Che le persone hanno abbonamento a questo, abbonamento a quello, poi la somma degli abbonamenti fa cifre spaventose, a cominciare dalle cose più banali e arrivare a quelle più importanti. Per carità, io non dico che uno deve vivere, come dire, come Ezra Pound con la minestra, una penna e una candela, e lui non aveva bisogno di altro, Ezra Pound, ma lui era Ezra Pound. Noi però abbiamo bisogno non solo di poter sviluppare, di poter usufruire di quelle che sono le nuove tecnologie, di quello che ci fornisce le nuove tecnologie. Penso nella TV ai grandi canali multimediali, pensa quanti adesso si stanno aprendo, no? nei canali satellitari, no? Monotematici, tu paghi un abbonamento 7 euro a quello, 10 euro a quell'altro, 5 euro a quell'altro, 2 euro a quell'altro, poi il telefonino, poi Facebook, cioè, vedete che poi dopo alla fine la matematica non è un'opinione, quindi è un'algebra questa. Se qualcuno l'ha studiata faccia meno di parlare con me di algebra, dica matematica. Ecco, vediamo un attimino di capire se effettivamente per l'energia, per esempio prima mi hai chiesto dell'energia, se effettivamente le persone stanno recuperando quel senso, diciamo, di essere protagonisti facendo delle scelte consapevoli. Perfetto, con questa battuta consapevoli interrompiamo un attimo, andiamo in pubblicità, riflettete sulla vostra situazione, state facendo scelte consapevoli, oculate, ci state dentro i budget familiari oppure sforate, attenzione, ci rivediamo tra poco.